oltretutto un cantiere complicatissimo, come sapete è partito oltretutto dall'amministrazione precedente alla mia. Il primo che aveva vinto la gara si è cambiato perché anche in quel caso ci sono stati dei problemi con l'azienda. Speriamo di riuscire ovviamente a non prolungare troppi tempi, siamo preoccupati. Nulla si muove, macchinari fermi, operai che vanno e vengono giusto per controllare le attrezzature. La crisi finanziaria che ha investito il gruppo Rizzani De Ecker ha determinato lo stallo del cantiere per l'ampliamento dell'ospedale di Cattinara e la costruzione del nuovo Burlo Garofalo. Da agosto è tutto fermo e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non ha usato mezzi termini. La preoccupazione è tanta. Un disagio che investe anche gli utenti dell'ospedale e il personale fra percorsi deviati e viabilità modificata. La regione scenderà in campo per tutelare l'interesse pubblico. Noi adesso ovviamente dobbiamo aspettare come andrà avanti la procedura. Anche noi ovviamente siamo preoccupati perché è un investimento importantissimo della regione, purtroppo ovviamente non è una questione che è nelle mani del pubblico ma nelle mani dell'azienda che ha vinto l'appalto. Su questo noi faremo ovviamente tutti gli interventi per tutelare chiaramente l'interesse pubblico e per cercare di fare il possibile affinché non ci sia un ulteriore stallo. Rispondendo alle domande dei cronisti, il governatore si è anche soffermato sulle recenti dichiarazioni del vice segretario della Lega Roberto Vannacci, che aveva affermato di non poter escludere l'idea di fondare un proprio partito. Ma non commento dichiarazioni di altri, io posso dire che sono della Lega, rimango della Lega da quando ho 15 anni e questa penso che sia anche un rispetto verso chi mi ha scelto. Penso di svolgere, e sto cercando di svolgere il ruolo da Presidente di Regione rappresentando tutti i cittadini, ma faccio parte di una forza politica nella quale sono nato e nella quale proseguo e questa penso sia coerenza. Infine Fedriga, parlando della crisi della Triestina, un club che la Regione ha sostenuto, non è andato per il sottile. Il marchio Friuli Venezia Giulia, vi siete spesi molto anche per la Triestina che sta vivendo questo momento, i dipendenti non sono pagati e dal 29 potrebbero smettere di lavorare. Che messaggio si sente di lanciare alla dirigenza? È una situazione drammatica. Che noi chiediamo chiarezza, come chiesto fin dall'inizio. La Regione è al fianco, se c'è chiarezza c'è tutta la società, altrimenti la Regione non è più a fianco.